come mai lei è qui al Genio Civile in occasione della presenza del presidente Musumeci? Qual è la sua protesta? Cosa è la sua lamentela? È stata fatta la legge dell'assunzione dei testimoni di giustizia, dal vecchio governo sono stati stanziati i soldi per 30 testimoni, per l'assunzione di 30 testimoni, sono state assunte solo 26 perché nel 2017 il deputato Falcone, oggi assessore alle infrastrutture, ha bloccato la legge quando era successo la problematica a Roma. Nel 2018 è stata sbloccata, non c'erano più vincoli su quella legge. Abbiamo cercato in tutti i modi di incontrare il Presidente della Regione con email, abbiamo parlato col suo capo di gabinetto, però fino ad oggi non abbiamo avuto nessun tipo di risposta. I soldi sono stanziati, quindi chiediamo al Presidente della Regione di dare serenità a queste 4 persone, di assumerle e fargli questo regalo di Natale ed evitarmi che nei giorni di Natale andarmi a incatenare, perché è giusto che questa odissea per quelle persone che hanno dato un forte contributo a questa terra, perché sono persone che hanno denunciato la mafia, gli si dia serenità a loro e maggiormente alle loro famiglie. Lei continua la sua azione come testimone di giustizia, diciamo? Ma certo, no, per me è una missione. Noi abbiamo fatto fare questa legge, la legge regionale all'assunzione dei testimoni di giustizia, la prima al mondo, la stessa legge a livello nazionale, poi la 3500 bindi, le mie lotte sono conosciute. Io chiedo, non è una protesta, in questo momento chiedo umilmente al Presidente della Regione che assuma queste 4 testimoni. Perché lo può fare il Presidente? Sì, i soldi sono stanziati, i soldi sono lì stanziati, noi non capiamo perché non vengono chiamati e assunti. Quali sono le difficoltà secondo lei? Di natura politica o cosa? Io non lo so quali sono le difficoltà, lo deve spiegare il Presidente. Oggi uno deve guardarmi negli occhi e spiegarmi qual è la difficoltà. Noi ci abbiamo provato anche con i sindacati, con tutto, non ci sono difficoltà, si devono solo chiamare e fargli firmare i contratti, punto. Ecco, gli altri quali sono? Lei parlava che siete 4. No, sono 4 testimoni, non posso dirle che sono perché sono persone che hanno cambiamento di identità. Il Presidente lo sa, ci sono nei suoi archivi, ci sono proprio una parte dove ci sono delle carte protette, lui sa chi sono. È da tempo che per ora questa causa, no? Sì, io da tantissimi anni che porto avanti questa lotta, che aiuto tantissimi imprenditori e cerco di dare voce a chi, come questi testimoni che sono in programma di protezione della località protetta e non possono esporsi pubblicamente. Quindi chiedo soltanto che gli si dia quello che è giusto, c'è una legge, ci sono i fondi stanziati che vengano assunti, punto.